Flavio Tosi è certamente nella rosa di Forza Italia il candidato che potrebbe governare benissimo il Veneto. L'investitura arriva dal segretario nazionale di Forza Italia, il vice premier Antonio Tajani, che lancia la candidatura dell'attuale coordinatore regionale azzurro. Tosi in lizza per la successione di Luca Zaia nel 2025. Abbiamo tanti nomi da offrire ai nostri alleati, aggiunge Tajani. Non poniamo veti, ma non accettiamo veti. Nella tappa Vittorio Veneto anche una finestra sull'autonomia. Procedono avanti di pari passo e noi ci auguriamo di poterle portare a termine in tempi più rapidi possibili. Da 2 giorni in Veneto di Tajani, gli incontri con le categorie confermano che qui Forza Italia vuole contare e che stia diventando sempre più attraente rispetto a chi non si riconosca più nella Lega. Lo dimostra la presenza, seduto in prima fila tra Tosi e il coordinatore trevigiano Fabio Chies, dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, uno dei ribelli del Prato di Pontida. E c'è anche l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, che con Matteo Salvini non ha decisamente feeling. Giampaolo Bottacin, Toni D'Arè ed altri sono persone che hanno competenza amministrativa, hanno governato, stanno governando, sanno governare e quindi Forza Italia rispetto a persone di questo calibro sta a loro scegliere. Io spero che vengano ovviamente, proprio perché li conosco bene, sono amici e sono persone capaci.